Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete un like al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle novità del Napoli. Forza Napoli per sempre! Umberto Chiariello ha commentato la vittoria del Napoli contro il Milan di ieri, decisa dal gol di Politano. Ieri era la giornata di Lukaku, ma non c'era. Džlund ha segnato da fuori area, ma il Napoli ha trovato un'altra risorsa nella sua rosa infinitamente ricca. I cosiddetti fantastici 4, anche se Anguissa ha corso molto, ma a un ritmo molto lento, e Lobotka ha sofferto fisicamente, ma MC Tominay, che da trequartista non è esattamente adatto a quel ruolo, ha finito per fare da centravanti e difensore. MC Tominay fa tutto, ma poi, a un certo punto, seguendo il piano tattico di Conte, il Napoli ha aperto il gioco sulle fasce, con Politano e Alisson in particolare, che hanno completamente disorganizzato la difesa avversaria, e il Napoli è partito in contropiede verso il secondo posto in classifica. Il piano tattico di Conte ha funzionato? Indubbiamente, ha tenuto la partita sotto controllo per 70 minuti. Nel primo tempo, il Milan ha avuto più occasioni da gol, sprecandone un'incredibile quantità su un giocatore debole, soprattutto uno debole come Nkunku, che ha fallito 2 chiare opportunità. Poi, nel secondo tempo, dal 70° minuto in poi, ha migliorato il proprio gioco e ha meritato la vittoria. Ora, cosa significa questa vittoria? Significa 2 cose: che siamo secondi, che il Napoli è secondo, e questo si inserisce perfettamente nel mito di Conte. Come dice lui stesso, si aspettano che io finisca primo o secondo. Missione compiuta se questa sarà la classifica finale a fine stagione. Essere secondi significa che la quinta classificata rimane a 8 punti di distacco, con 7 giornate ancora da disputare, il che significa che si sono assicurati un posto in Champions League oggi, un punto che non va mai ignorato, mai dimenticato. Dobbiamo qualificarci per la Champions League, al secondo, terzo o quarto posto. Ma c'è un'altra storia, la fiamma, la speranza, 7 partite ancora da giocare, i punti che l'Inter deve recuperare, punti persi 5 volte dalla Roma, che con il ritorno di Lautaro Martinez e Dumfries è una squadra completamente diversa. Questa teoria è già stata dimostrata. Il Napoli può giocare senza un giocatore e rimanere comunque una squadra, mentre l'Inter senza Lautaro è mezza squadra, ovvero un giocatore vale mezza squadra. A Napoli, no, non c'è nessun giocatore cruciale come Lautaro per l'Inter. Il fatto è che l'Inter ha regalato alla Roma 5 occasioni, alimentando ulteriormente la sua corsa al titolo, ma ha ancora bisogno di 7 punti per chiudere la stagione. Siamo delusi. Forse non meritavamo i 3 punti, ma non meritavamo nemmeno di perdere. Ora dobbiamo voltare pagina immediatamente. Abbiamo altre partite da giocare e raggiungere il nostro obiettivo. Sei stato tra i migliori in campo per la tua squadra. Hai difeso bene e ti sei offerto anche in fase offensiva. Cerco sempre di essere propositivo. Anche oggi ho avuto delle occasioni. Dobbiamo cercare di essere più precisi in attacco. Questa è la seconda sconfitta consecutiva contro il Napoli. Che momento sta attraversando la squadra? Abbiamo perso una posizione in classifica, ma dobbiamo rimanere calmi e concentrati per cercare di vincere la prossima partita. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!